know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Siamo studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti, settore tecnico, indirizzo elettronica. In questo momento ci troviamo davanti all'azienda SMD Sud Elettronica che si trova al nucleo industriale di Rieti. Questa azienda ha il compito di assemblare e progettare delle schede elettroniche che serviranno per ambiti diversi di applicazione. Già dallo scorso anno abbiamo instaurato una collaborazione fra questa azienda e il nostro istituto. In particolare parleremo del progetto portato avanti dalle classi quarte dello scorso anno scolastico che si è concluso in quest'anno. L'azienda collauda con un procedimento manuale i ballast per lampade fluorescenti. Il ballast è questo dispositivo che vedete. È un alimentatore elettronico per lampade particolari che ora hanno un diffuso utilizzo. Basti pensare all'ultima generazione di fari per automobili. L'azienda ci ha richiesto un sistema hardware e software per automatizzare il collaudo del ballast. Il nostro lavoro dovrà portare alla realizzazione di un sistema in grado di verificare il funzionamento della lampada, misurare i parametri elettrici e alla fine del ciclo di misura realizzare un report dei risultati di collaudo. L'hardware realizzato consiste in questa scheda, il cui circuito stampato è stato progettato utilizzando il pacchetto software ORCAD, che solitamente viene impiegato anche nella didattica della nostra scuola. L'azienda, in più, ci ha fornito supporti tecnici specifici riguardo le librerie dei componenti. Il cuore dell'hardware è un microcontrollore PIC 18F4550 che gestisce la comunicazione tra il PC e il circuito di collaudo tramite un software in linguaggio C scritto da noi studenti. La parte software del progetto, tuttavia, non è solo il programma di gestione del PIC, ma include anche lo sviluppo di un programma in Visual Basic per un'interfaccia grafica a uso operatore e per il salvataggio dei dati di collaudo su un report. Questa esperienza per noi studenti è stata certamente impegnativa anche al di fuori dell'orario scolastico, ma ci ha coinvolto e ci ha dato soddisfazione in quanto abbiamo visto che gli argomenti studiati a scuola e le tecnologie utilizzate sono vicine alla realtà industriale. L'esperienza si è arricchita anche in rapporto con il personale dell'azienda, cioè noi studenti abbiamo imparato a relazionarci con figure diverse dai nostri insegnanti.